Si conclude questa sera col passaggio della campana alla sua presidenza. Agrigento Zolfare, diciamo, ha fatto un buon lavoro, una sintesi di quanto fatto durante l'anno sociale. Sì, devo dire che è stato un anno abbastanza pesante, però pieno di soddisfazioni. E anche perché pesante, perché purtroppo ho dovuto conciliare gli impegni del Lions anche con gli impegni del mio lavoro. Devo dire però che siamo riusciti a fare delle cose egregie, considerato anche il periodo in cui viviamo. Abbiamo lavorato principalmente dopo il Covid, quindi anche organizzare service, organizzare questi raggruppamenti non era molto consigliabile, però ci siamo riusciti e abbiamo fatto anche delle cose egregie. Ne cito due in particolare, uno è il progetto Kairos e l'altro è l'inaugurazione dell'Alzheimer Café che abbiamo fatto a Grotte, dove veramente abbiamo creato una bellissima struttura per i più fragili, per soggetti che hanno principalmente problemi mentali. Ora stasera voglio augurare al nuovo Presidente, a Rita Bonella, un proficuo lavoro, di continuare la mia opera in maniera egregia e ne sono sicurissimo che continuerà il mio lavoro in maniera egregia perché ha lo stesso entusiasmo che avevo io l'anno scorso. La invito soprattutto a coinvolgere tutti i soci del club, perché solo coinvolgendo tutti i soci del club possiamo andare avanti e dare lustro a questo club. Rita Monella, nuovo presidente del club Agrigento Lions Zolfare, un impegno sicuramente importante per il nuovo anno sociale. Come intenderà intraprendere questa attività del riserve per il Lions Club? Intendo portare avanti questa attività con un rinnovato entusiasmo, seguendo un pochino le orme di chi mi ha preceduta, dell'illustre dottore Antonino Ginà, presidente uscente, che ha veramente creato un nuovo circuito ambiente di rinnovamento, creando anche le basi per poter portare avanti questo club che, seppur piccolo, è un club di persone entusiaste, di persone che vogliono lavorare e di persone che vogliono sviluppare e vogliono dare il loro contributo come competenza personale. Questo mio anno sarà un anno all'insegna un poco del portare avanti l'emergenza che c'è per ora, quindi un'emergenza sociale. Si parla di disabilità, di fragilità, di parte fragile del territorio e quindi parte debole del territorio, con una serie di convegni e si concluderà anche con una visita a Bruxelles e soprattutto nella dinamica e nella logica in quello che ci ha detto il nostro governatore Maurizio Giubilaro, perché noi siamo insieme per servire. Il motto We Serve è fondamentale e noi abbiamo intenzione proprio di portarlo avanti giorno per giorno e sfruttando soprattutto le competenze di ogni socio con amore, emozione e sentimento. Presidente Monella, ecco, parliamo del direttivo che l'accompagnerà. Allora, io sarò seguita da una squadra di persone veramente entusiaste e con grande voglia di fare, gente di comprovata competenza e di comprovata professionalità. Avrò con me il Giovanni Volpe come cerimoniere, Tonino Graceffo come segretario e infine come tesoriere Giuseppe Vitello. E quindi insieme agli altri che saranno il primo vicepresidente nella persona di Gaetano Ravalli e il secondo vicepresidente nella persona di Giuseppe Arnone. Tutti gli altri soci collaboreranno in modo degno. Possiamo citare Calogero Patanella, lo stesso Antonino Ginà che è stato presidente uscente, che collaborerà in maniera fattiva come sempre, non c'è dubbio, e tutti gli altri soci, Lilleo Tragna che sarà praticamente vice cerimoniere e Raimondo Chiara che sarà vice segretario e Alfonso Falzone che si occuperà del marketing, Carmela Maratti, ancora ne possiamo parlare. Avremo sempre la collaborazione fattiva del nostro past governatore Angelo Collura, che non ci lascia mai e ci conduce sempre con il suo sguardo di attenzione ed esperienza. Stasera passaggio di campana e apertura del nuovo anno sociale del Club Zolfara. Per il passaggio di campana il presidente Nino Cinà farà un bilancio
per tutte le attività svolte in questo anno in ripresa dopo un momento di totale chiusura, mentre sicuramente è stato un anno brillante, un anno pieno di servizio che ho seguito perché è un club vicino e anche perché il Presidente si è occupato quest'anno del progetto Kairos, di cui sono stata componente nel distretto. È stata una brillante esperienza, mentre stasera il Presidente uscente passa il martello e la campana al nuovo Presidente Rita Monella, che ci presenterà il suo programma. È un momento importante quello di stasera, perché vede presenti anche altre autorità laionistiche, Pasti Governatore, Presidente di circoscrizioni, di zona e anche i presidenti degli altri club. Assisteremo stasera a una cerimonia tra le più rappresentative, diciamo, nell'anno sociale laionistico, e nello specifico questa sera il passaggio di campana, che è il passaggio del testimone tra il presidente uscente, l'amico Nino Cinà, che è stato davvero straordinario, un anno impeccabile, un anno che anche coinvolgente, dedito soprattutto appunto al servizio della comunità. Prenderà, diciamo, con grande attesa e sicuramente con corale soddisfazione l'amica Rita Monella, che sicuramente, ecco, attendiamo con grande ansia soprattutto questa sua, diciamo, presenza sul territorio, stavolta impegnata, diciamo, con il Lions, da ormai diversi anni con noi, ha dimostrato questa particolare predisposizione al servizio, e sono convinto che sarà un elemento in più prezioso per la comunità agrigentina. Si interfaccerà certamente con le istituzioni, ma soprattutto porterà avanti una grande collaborazione anche in termini di sinergia con gli altri club, e sono convinto che il laionismo insieme anche alle altre associazioni sul territorio può diventare un impulso in più al volano di crescita di una società che ha bisogno certamente dell'associazionismo come punto di riferimento.